140-145 centimetri. È questa la previsione del picco di alta marea che si potrebbe raggiungere sabato mattina alle 5:30. Un dato che però, specificano dal centro maree del comune di Venezia, potrebbe subire delle modifiche. A oggi il dato è appunto di 1,40 alle 5:30 del mattino, che potrà però subire delle variazioni, e quindi per questo consigliamo sempre di seguirci sui canali ufficiali di informazione del centro maree. La marea molto sostenuta, spiega il comune, sarà causata dal passaggio di un'intensa perturbazione associata a venti di scirocco. Difficile stabilire se potrà andare oltre i 145. È difficile fare a oggi questo tipo di previsione, ma siamo ottimisti, insomma, che non si replichi nuovamente, almeno di questi giorni, insomma, quella marea eccezionale che abbiamo visto circa un mese fa. Il comune non si farà cogliere impreparato. Noi siamo sempre in preallarme, siamo pronti con tutti gli enti proposti come sempre, quindi c'è sempre massima attenzione, al di là della previsione che potrebbe essere comunque anche un po' più contenuta o leggermente più alta, e comunque in una sfera, fatemi passare il termine, di accettabilità, quindi non sovradimensionata, anche se nei giorni scorsi qualcuno insomma ha avuto di che ridire, palesando delle situazioni davvero drammatiche. Ecco, non date ascolto a situazioni che non possono essere previste una settimana prima, ma seguiteci sui canali ufficiali, quelli del centro maree. Un messaggio poi va anche ai turisti. Di non disdire le prenotazioni, e soprattutto di passare un favoloso Natale, perché quello che sa regalare Venezia credo che al mondo non possa essere uguagliato.